L'imperversare della pandemia da Covid-19 ha creato problemi ingenti in campo cardiovascolare, alcuni direttamente determinati dal virus, altri determinati indirettamente. Per affrontare tutte e due le problematiche si è tenuto presso la sala congressi dell'Hotel Dioscuri il convegno Dalla palpitazione all'ablazione all'altro, la cardiologia ai tempi del Covid-19, che ha visto la partecipazione di cardiologi, patologi provenienti da tutta la Sicilia, sia di estrazione ospedaliera che ex ospedaliera, al fine di condividere le conoscenze finora acquisite per migliorare le prospettive di questa malattia. Il convegno, giunto alla sesta edizione, è stato organizzato dall'ANCE Cardiologia Italiana del Territorio, segreteria organizzativa RCV Congressi. La cardiologia è stata scossa dalla invenzione del Covid perché ha creato, al di là della sua patologia infettiva, anche dei problemi cardiovascolari veramente importanti. Ha creato quella che è la coagulopatia indotta dal coronavirus, che è una patologia assolutamente non aspettata e quindi ci ha stravolto completamente il quadro. E poi ha creato una serie di problemi cardiaci non dovuti per niente al virus, ma dovuti al fatto che si è ritardata la prevenzione, si è ritardata la diagnosi, si è ritardata la terapia, non si è fatta completamente, tanto da determinare anche un raddoppio delle morti improvvise cardiovascolari. Queste problematiche non le conoscevamo da tempo perché avevamo sempre creato un sistema di lotta a queste morti cardiovascolari fuori dall'ospedale che a poco miglioravamo sempre di più. Invece abbiamo fatto un grossissimo passo indietro nella prevenzione, un grossissimo passo indietro nella diagnosi precoce. Dobbiamo recuperare in maniera da poter ottenere il recupero di quello che abbiamo fatto e migliorare anche le nostre conoscenze, perché tutta la patologia di trombosi indotta dal coronavirus ci può anche fare capire meglio quello che sono tutte le altre patologie non legate al coronavirus. È stato come uno stimolo per poter ottenere anche informazioni su altri tipi di patologie. Ecco, un altro tema che leggo nel manifesto è dalla palpitazione all'ablazione e altro. Dalla palpitazione all'ablazione è il titolo che avevamo scelto 7 anni fa per poter dire dal sintomo alla terapia, dal sintomo banale alla diagnosi, alla cura chirurgica o medica. Dalla palpitazione all'ablazione anche perché il coronavirus porta gravi aritmie ed è uno dei temi del nostro convegno che possono essere anche mortali, quindi dobbiamo pensare a questo tipo di patologia che non è da virus da infezione, però che è un problema nell'infezione da coronavirus. Ecco, dottore, ora si sta tornando alle normalità, molti reparti hanno ripreso la normale, diciamo, il normale lavoro, essendo le terapie intensive diminuite moltissimo i pazienti di Covid ricoverati, no? Sì, le terapie intensive e i reparti di rianimazione sono fortunatamente di nuovo non saturi, però non dobbiamo dimenticare che se continuiamo ad avere la mentalità che il reparto di rianimazione per essere insufficiente deve essere saturo, avremo poi sempre qualcuno che muore dietro la porta perché non è stato accolto. Quindi dobbiamo sovradimensionare alcuni reparti e quindi essere sempre efficienti nel dare risposte. Come dobbiamo sovradimensionare nel futuro anche il filtro territoriale, perché il filtro territoriale attraverso i medici di famiglia, attraverso gli specialisti del territorio può creare quella necessità diffusa di salute che la popolazione chiede. Ecco, dottore, un'ultima domanda, come vede il futuro? Io lo vedo roseo. In una relazione proiettata in questo congresso si è detto che l'uomo si è evoluto grazie alle infezioni, ovvero lottare contro le infezioni è stato sempre un problema dell'umanità e l'ha sempre superato e supereremo anche questo. Dalla pandemia si andrà all'endemia in quanto tempo secondo lei?
Penso abbastanza rapidamente, perché grazie alle vaccinazioni questo passaggio sarà molto più rapido di un passaggio naturale. Questo congresso è diventato ormai un appuntamento importantissimo per la medicina agrigentina, più specificatamente per la cardiologia agrigentina. Siamo arrivati alla 6ª edizione. Quest'anno, visto che l'anno scorso per motivi legati alla pandemia il congresso non è stato fatto, ci sembrava doveroso affrontare i temi cardiologici in relazione appunto alla pandemia da Covid-19, che così come ha sconvolto in maniera globale la situazione a livello mondiale, lo ha fatto anche a livello cardiologico, perché molto spesso i pazienti sono tentati anche a non approfondire sintomatologie specifiche cardiovascolari, proprio perché magari hanno avuto timore a recarsi nel pronto soccorso, e quindi si è visto che c'è stato un peggioramento in tal senso delle patologie cardiovascolari. Oggi com'è la situazione? È migliorata? Insomma, si cerca un po' di ovviare a quello che è stato il Covid? Ma oramai credo che anche a livello dell'immaginario popolare ci stiamo abituando a convivere con questa pandemia, con l'uso delle mascherine, al distanziamento. E sicuramente la vaccinazione ha dato una grossa mano nel dominare, nel contrastare la pandemia e anche nel controllarla, per cui il controllo ovviamente ha determinato una ripresa delle terapie e dei controlli che si fanno a livello territoriale, e quindi si va piano piano tornando alla normalità. Ecco, sono emerse anche delle problematiche durante il dibattito in sala appunto sulla vaccinazione e sui rischi connessi. Sì, in questa prima sessione, ancora abbiamo tutto oggi e domani da dibattere. Comunque in questa prima sessione c'è stata una relazione in videoconferenza del professor De Luca, che ci dice come i rischi della vaccinazione sono proprio minimi. Si parlava per esempio nei bambini di rischi 31 per milione, quindi sono davvero da tenere in considerazione l'opportunità di vaccinarci per dare una grossa mano alla sconfitta di questa pandemia. Sulla terza dose cosa c'è da dire? Ma guardi, è ancora in via di definizione. Noi sanitari siamo chiamati a farla, anche se ancora si è partito da poco. Sono stati chiamati anche gli ultra sessantenni e i fragili. È un modo per dare per rendere più efficace la reazione autoimmune all'infezione da Covid. Assolutamente era necessario fare il punto della situazione, allo stato dell'arte in questa condizione di pandemia, dove molti aspetti nuovi, come si è più volte detto, si sono presentati all'attenzione non solo della classe medica ma anche a livello politico. Questo congresso ha l'obiettivo di focalizzare gli aspetti più critici della pandemia dal punto di vista non solo cardiologico ma in generale, per dare anche un messaggio, se possibile, agli amministratori, alla parte politica, perché facciano le opportune considerazioni e ci aiutino ad affrontare eventualmente una nuova ondata o comunque nuove prospettive pandemiche che in futuro possono sempre presentarsi, e che questa lezione che abbiamo avuto dal Covid deve aiutarci a superare meglio. Come vede il futuro? Ma io il futuro lo vedo roseo, e l'umanità è stata in grado di superare tantissime difficoltà nel passato, e credo che anche questa volta stiamo dimostrando col buonsenso e con ovviamente l'aiuto della scienza, nonostante la diffusione del digito ergo sum, cioè dell'attitudine a cercare informazioni sul web che spesso ci portano lontano, stiamo riuscendo a venire fuori da questa situazione. Diciamo che la pandemia ha portato tante variazioni, anche nella pratica medica comune di tutti i giorni, quotidiana, e questo congresso rispecchia un po' quella che è stata la nostra esperienza, a partire dalla primavera del 2020 in poi, questi 18 mesi che sono passati. All'inizio è stata veramente una cosa impressionante,
anche perché non avendo preso le misure giuste, diciamo, all'infezione da Covid, le informazioni scientifiche di letteratura erano ancora molto scarse e quindi ci siamo trovati impreparati. Però devo dire che nel corso di quest'ultimo anno le misure sono state prese. Sappiamo già quali dal punto di vista cardiologico, quali sono i problemi relati all'infezione, cardiologici relati all'infezione da coronavirus, e diciamo che sono state messe a punto dei provvedimenti terapeutici che possono migliorare l'esito di questi pazienti, spesso anche gravi. La vaccinazione è stata massiccia da parte dell'ASP, della Regione, insomma del Ministero, però ancora c'è una fascia di indecisi. Cosa dire per convincerli ulteriormente? Il suo parere qualificato? All'inizio del congresso ha portato il saluto il sindaco di Agrigento e ha ricordato che Agrigento è una delle prime città della regione Sicilia nel campo della vaccinazione. Abbiamo raggiunto quasi l'80%, quindi percentuale davvero, diciamo, interessante. Quello che si può dire a chi ancora ha dei dubbi, a chi ancora non si è vaccinato, che devo dire, basta vedere la realtà così come si presenta. Le statistiche non sono opinioni, le statistiche, i numeri possono essere anche giostrati diversamente, ma hanno un fondo di verità, e la verità è quella che proprio quest'ultima ondata, la quarta ondata di pandemia, ha colpito proprio i soggetti non vaccinati. Penso che più evidenza di questa, basta andare a vedere proprio anche nel nostro piccolo, nel nostro ospedale, le ultime centinaia di pazienti ricoverati erano nell'80%, 90% non vaccinati.